A camminare sotto la pioggia alle 5 del mattino probabilmente sembrerà una cosa strana, non se hai passato una notte in bianco e nero ed hai rivisto il tumulto della vita e del destino e dei pensieri audaci hai fatto una collana col sottofondo del fandango e del bolero. E vedi decollare il volo delle 6, quello che hai preso 100 volte con rancore, e poi ricordi tutto il sogno che hai sognato. Ma se avessi come lui le ali, volerei, non certo a Londra e tantomeno a Singapore, ma al centro di me stesso, dalla mente liberato. Kevin Costner poi mi ha ispirato fortemente, su omini feroci come lupi e lupi che si fanno accarezzare. Quindi mi sono soffermato sulla sofferenza di Andrea, perché chi nasce artista deve stare nel suo ambiente, a far ballare i lupi il tango senza farsi dal sistema fregare e col timone a tutta dritta affrontare la marea.